Ora siamo col dottor Amerigo Vitagliano dell'Università di Bari, giusto? Qui al Centro di Medicina di Mestre. Ma si è parlato molto di fare informazione anche sulla salute sessuale e riproduttiva. In che senso? Il senso è quello lì di rendere consapevoli i nostri giovani sul loro potenziale riproduttivo, sulle abitudini assolutamente da evitare che impattano sulla fertilità, sugli stili di vita ottimali da seguire e su quali possono essere le strategie da applicare in futuro per poter esprimere al massimo le proprie capacità riproduttive. Il goal è quello lì di rendere i giovani padroni del proprio destino riproduttivo e non vittima degli eventi che purtroppo la vita ci pone davanti in termini di problematiche sociali, lavorative e così via. Quindi essere padroni del proprio futuro riproduttivo. Si arriva sempre più tardi in Italia, ma non solo in Italia, no? Over 35 si parla per arrivare alla procreazione. Sì, purtroppo nel nostro paese l'età media di accesso alle tecniche eccede i 37 anni, abbiamo circa un terzo delle coppie che si rivolgono a noi che hanno la donna over 40 e questo significa andare a proporre delle tecniche con basso livello di efficacia, purtroppo, con basse probabilità di successo. Da questo punto di vista essere coscienti di quello che accade nel corpo della donna e anche nel corpo dell'uomo col passare degli anni potrebbe ridurre l'età media di accesso in qualche maniera e aiutare sia noi che siamo gli addetti ai lavori sia le coppie che si rivolgono a noi a migliorare le probabilità di ottenere un bambino.